Certo, questo è possibile però se all'interno delle scuole c'è la possibilità di avere da una parte un organico maggioritario. Quest'anno abbiamo avuto la possibilità di avere più collaboratori scolastici che hanno consentito una pulizia maggiore degli istituti e anche una sorveglianza maggiore, e d'altra parte anche la possibilità di avere degli assistenti tecnici, che per le scuole del primo ciclo non era previsto, perché avere in sito, in loco, una persona esperta dal punto di vista tecnologico può aiutare i docenti, ma anche i genitori nell'utilizzo di queste nuove tecnologie. E un'altra cosa importante sarebbe anche avere la fibra all'interno delle scuole, perché mentre fino adesso siamo stati abituati a scaricare dati e le reti e le scuole potevano fare questo, la possibilità invece di caricare dati, di inviare i filmati anche a scuola o inviare filmati nelle case degli alunni è stato difficile, e molto spesso alcuni ragazzi hanno perso la didattica perché non potevano riuscire a collegarsi. L'aspettativa e la speranza è quella di continuare a fare scuola come abbiamo fino adesso fatto, ma di farla meglio.